Esiste il delitto perfetto? Questa domanda è il sogno e l'ossessione di assassini e criminologi. La storia pullula di crimini irrisolti, ma il delitto perfetto è qualcosa di più associabile a una forma d'arte, per quanto perversa. Ci sono 1000 fattori ed elementi che rendono insoluto un omicidio, ma spesso si tratta di componenti casuali, errori umani, cavilli legali. Il delitto perfetto, invece, è per definizione un assassinio architettato prevedendo ogni possibile intoppo, ogni casualità, ogni azione da parte delle forze dell'ordine, una vera battaglia di cervelli scientemente pianificata e organizzata. Spesso tale tipologia di crimine è appannaggio soltanto dei romanzieri di gialli, e infatti è proprio da uno scrittore che si origina questa strana vicenda. Ci troviamo in Australia, area di Murchison, nel 1929. Il romanziere Arthur Upfield, già autore di 3 libri, era in cerca di ispirazione per realizzare una storia poliziesca, ma bisognava di qualche aiuto. Per quanto si sforzasse, non riusciva a immaginare un modo in cui si potesse far sparire completamente un cadavere. Gli venne in aiuto un amico, tale Giorgio Ricci, il quale gli suggerì la ricetta del delitto perfetto, che ci auguriamo i nostri iscritti non usino mai nella vita vera. Il corpo va cremato insieme a quello di un grosso animale. Fatto questo, le ceneri vanno setacciate, in modo da scoprire eventuali parti metalliche da sciogliere in un potente acido, mentre i rimasugli ossei devono essere ridotti in polvere e sparsi al vento. In sé, il metodo era talmente efficace che Upfield dovette scartarlo, poiché in tal modo il detective del suo racconto non avrebbe avuto la minima possibilità di venire a capo del delitto. Ben presto, tutti gli uomini che, al pari di Upfield, lavoravano come Banbury Rider presso una recinzione per tener lontani i conigli dai campi coltivati, vennero a conoscenza di tale dilemma letterario e furono in molti a tentare di sbrogliare la situazione senza successo. Il 5 ottobre il romanziere discusse del suo libro e del metodo di smaltimento che gli era stato suggerito con lo stockman itinerante Snowy Rolls, figlio dell'ispettore della recinzione. L'8 dicembre dello stesso anno, Rolls fu visto in compagnia di James Ryan e George Lloyd, diretti alla Camel Station. Qualche giorno dopo, Rolls fu notato a bordo del camion di Ryan. Disse che l'amico aveva deciso di rimanere sul Mount Magnet e gliel'aveva prestato, anche se ad alcuni rispose che gli era stato venduto per 80 sterline australiane. Ad ogni modo, né Ryan né Lloyd si fecero più vivi. Diversi mesi dopo, successivamente al maggio del 1930, Rolls si recò alla città di Pennsville a incassare l'assegno paga di un certo Lewis Carron, un neozelandese che aveva trovato lavoro nella sua compagnia. Tuttavia, quando la corrispondenza che Carron aveva in corso con diversi amici si interruppe tanto bruscamente quanto inspiegabilmente, le autorità furono messe in allerta. L'inchiesta allacciò il nome di Carron a quello dei non pervenuti Ryan e Lloyd, tutti e 3 accomunati da un fattore. Erano stati visti insieme a Rolls prima di svanire. Quando la polizia venne a sapere dell'interesse mostrato dall'uomo per il delitto perfetto di Upfield, non impiegò molto a fare tutti i collegamenti. In un capanno presso il recinto anticoniglio venne fatta una macabra scoperta: resti umani bruciati. Grazie a una fede trovata nella cenere, si poté stabilire che appartenevano a Carron, come confermato dalla moglie e da un gioielliere. Oltre a questo, l'indagine portò a galla un'altra verità. Snowy Rolls era una falsa identità, sotto la quale si celava John Thomas Smith, un carcerato evaso dalla prigione di Dallavallinu. A quanto pareva, Rolls aveva utilizzato l'idea del romanziere per commettere reali omicidi e forse l'avrebbe anche fatta franca se non avesse saltato uno dei passaggi, ovvero quello di sciogliere nell'acido le componenti metalliche. Di fatto fu l'anello di Carron ad accusarlo. Malgrado i vari tentativi dell'uomo di professare la propria estraneità a quei 3 delitti, il 19 marzo del 1932 una giuria lo condannò alla pena capitale e venne eseguita per impiccagione il 13 giugno di quell'anno, nel carcere di Fremantle.